piar il mio biel e fuart cioc di len. Fra le mans io con tanta amor ti ten. Uè, tu non tu has anche la tua voce, ma ti fasarai fevelà in un mood maravilloso. Orpo, vigli, non ti avevi veduto arrivare. Ieri che ho fevelavi cugnomi, cioc di len. Ponoppo? Sicur che al capis. Con len si rive a fa di tutto. Tu vi daras. Ieri vade la giornata, vasarimo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primier dovran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto primier dovran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan, sta fer chiacchia la mamma. Orpo? Ho sentito bene. Isal stato il cioc di len a toccare. Ma vedi, ma perché mi fai stu scherzo? Tu sei stata tu a toccare con la tua ciatute. È arrivata un'email. Mandi Daria. O sono Daniele di Samardenchie, un paese sore Tarcint. Cadino ho vin la tradizione dai tomats a Carneval. Io conosci tu? Mamma. Mandi Daniele. Oh, c'è maravè. A mi piace tanto queste tradizioni dai tomats che si in Valadis de Tor e a Tarcint. Ma c'è diseso o altri sfrusco se sa chiase se sconti alc su queste tradizioni dai tomats e a ti vigli ti fasarai viodi che un cioc di len al pues diventa tant di plui, dice che tu pensi. Frutis e fruits, us presenti i tomats. I tomats son lis mascaris di len dal Carneval a Tarcint. I mascarars, investit, son che con tante abilità e precisione a intain il len per creare musis con espressioni differenti. Di spes questi musis possono rappresentare qualche personaggio dal paese come il sindaco o il pancor. Qualche volta gli musis rappresentano anche qualchidun un evore famoso o di qualchidun che si fevele di loro per televisione. Qui potresti studiarsi tu. Forse vigli oppure dette. Bene. In fin dai fas anche loro sono un evore famoso. Il len cal ven doprat pal plui, ale chel dal olnar, dal ven chiar o dal tei. Oh, e le domande, vigli. I mascarars son così bulos che arrivano a fa mascaris a volte liseris, deriva a mettis in tor, senza fatture. Pensai, da urde tradizione dove i oms a puedin mettilis in tor. Une volte
alevin a torp al país in due gruppi. Un chiamato Abrut, o ben che avevano intorno il tomato, e l'altro gruppo Abiel, o ben che persone che non avevano la maschera e che avevano il compito di visare che i tomati erano da ora arrivati e lo facevano zigant, berlant o suonando un cuor di chiavre. Robe importantone, cui calà la maschera intorno, non la di farsi conosci di nessuno. Alle parches motiv che par dispiet si offrì sal di bevi al mascarato, così lui al tire su il tomato e così la inte arriva a capire cui che si plate sotto. C'è tradizione, no, mo fruz. Anche mo in di ue e je un evore vive. A son mascarars che a intain il len, a fasin i tomati e a mettin in scena i stris, o ben se non ti sdiridi. Dai, su, movighi, anin, o vuoi la tarcinta fammi insegnare a intagliare il gnocciok di len e a farlo diventare une biele maschere tomate. Ven con me, sumo! Volevo farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità. O volevo fare una dediche. Mandai a mamma caiut sportel furlan pont e o mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Saveso c'è che è une sarpintine e è il rodul di chiarte colorate che si tira a carneval. Seso bons di contà troppi sarpintini giallis che son in queste immagini in 5 secondi? Pronts? Vie! Lis sarpintinis giallis a son dos. Lis vevis occhiatadis dutis? E comò contait che es di color ros. 3, 2, 1, vie! Lis sarpintinis rossis a son dos. E che es blu? Comò oves 3 secondi. Pronts? Vie! Lis sarpintinis blu a son dos. Se lis ves chiatadis dutis o ses pronts pal carneval. Dammi chi la tua manute, che ti conti une storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. La cape di Aur. E era une volte une giovine che si chiamava Lene, e era conosciuta per ducchi mars col soprannom di Lene la Rosse, e soredut parce che era la figlia di Rossi il Bobo Ross, il pirate più triste che il mondo avesse conosciuto.
Si conte che dopo ve mettuta sac par 2 voltis la isole d'escapis di Aur di Lignan, al fos stat mangiat viv di un mostri marin terribil fur al larg de queste. Di che volte nessun altri pirate aveva osato tagliar parché saghis. Come sopari, anche Lene aveva chiavi ros fin a miege schene, doi voi color smeralt e la muse puntinate di pivicchis. Non aveva sigur la grazia di une principesse, ma aveva cur di vendi e dome une brame, svindicà puar sopari. Par falu e ingaià li spies ghignis di dutis li scovis di bucanirs dal mont, e dopo mettuta ad un il canaium e partì verso Lignan. Il viaggio al follun che faturos, Elene, quando i capitave di ve un tic di maluserie, e stringeve tesmans la golaine cu la cape di Aur che i veve regalati il pari, tornando prime fiscade su che isule. Tu vio daràs, pari, il mostri al fasarà une brutte fin, e diseve. Dopo quasi un mese sul velir, arrivari in Tesaghis di Lignan e a fasere in rotte pe isule d'escapis. No faserin in timpa indre c'ha la nav che è il mar, di cui et caliere, botte sclop al butà in buraschie. Il ciel si emplà di nui gris e la ploie e taccà a vigni iu cunt un gran sunsur. Sulla nav l'equipage aveva il sobiel da fa, velis che alavin su, botis che accorrevin di ca e di là pal puint, il tamon che al pirlave. Cu la code dal voli Lene arrivà a olmà une code buie che iere lì par chiappaiu sot e berlà a fuart, svelz, voltai di bordi, movesi! Lene arrivà a schiampale, anche se il galeon agli era un pel slambrat e aveva pierdut per strade qualche pirate. Ben plank arrivare in Tesaghis cuietis de lagune e a passare in lì l'agnot. Tal doman i bucanirs aspesearin a come da il fis che aveva fatto la buraschie. Lait aiustà l'arbul maestri, voaltris repeciaidlis velis, e tu disverdelis rez, e ordinava Lene. E tal dopo di misdì il galeon aliere biel pront par tornaveli già vers la isole d'escapis. Stait in vuaite e duc pron satrai, mi raccomandi, e disè la pirate. Il velir aliesì de lagune e al chiappà la rotte de isule come la di prime. Chest colp al someave la dudret ma anche finì di il ciel si fase scur, l'aiar al tacà sofflà prepotente, li sondi saierin sempre plui grandis e dal mar al salta fur un drac con 3 chiavs e 3 codis. Ti hai chiattade, brutte bestiate, forze ciurme, dai dentro i pulit, e dise Lene. Il mostri al dedo i colps di code e miec equipage al svolà dretta al mar. Lene intant aveva chiamati i canons ed è l'ordine di fa fuoco. Ping pong! Le sbalis di canon alavin di ogni bande e qualchidune e chiappà il drac che aveva taccata spudà aghe inglaciate quintri dai piratis. Che non avevin che di diventà blocks di glace, le mocarin di corse, e Lene e restà di bessole. Il mostri al de un ultim colp di code. E il galeon con Lene parsore allea finile intor de isole d'escapis, dall'ultim black di splage. Quan che si svea, la lune e cucave di daur dai nui, e Lene si invia versi il dentri di che tiere. A man che camminava però la cape che aveva tegolaine e diventava sempre più illusinte. Ma c'è tal diavolo succedial e pensa. E chialantator e viode che anche dutis gli scappi sparniciati pe isule allusivin. Ve che tut aveva un sens. La cape che aveva picchiate pal quel e venive di lì e postai che sopari non ve svudi chiappale su.
Dutta al someave suggherì che la cape e appartignisse a isule, e dunque Lene si chiavà la golaine e le poià suntun scoi. In chel un lusarili all'inondà tutte la isule e dal mare al tornavigli fuori il mostri che però si disfantà in polvarine di aur e in tal stes moment di lung la rive dal mar al comparì un om qui che avei Ros e la bende sul voli. Aliere, Ros il Boboros, il pari di Lene. Appene che lu viodè, Lene non rivà a stratignilis lagrimis e lu chiappà a bracce quelle. I doi, dopo ve come dati il galeon, si inviari in vier schiase e a giurari che non varessi mai più tocchiato une cappe perdute la vite. Frus, comò, alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. Mascaris di Carneval. Che stan a Carneval o quei mascarami di astronaute? E io di cowboy. E tu, Ors? No crot che mi travestis quest'anno. Per via? Ich, l'anno passato mi sei vestito di arbol e nessuno mi ha chialato. Coriandui. O fasarin une fieste, o porti li sarpintini scoloradis e i coriandui. Oh no! Perché? A stupore de sarpintini scoloradis? No, ma... Sastu ce fatture che avassi coriandui dai aseis. Chiale vigli, c'è che può diventare un cioc di len. E tu che non tu microdevis. Oh, po ben, tu potevi venire anche tu a Tarcint. O hai veduti mascarar, sai intagliare il len in una maniera un'evore straordinarie. E chiale c'è che sono stati buoni di fa. C'è bielis le tradizioni dal carneval. E ca in Friul o si impar da bon siors di usancis che si portin in denant anche mo in DDW. Mamman Fruz. Oh. Figli, ma... Io... C'è molto fasevino une volte senza la luce elettrica. Non vi ho proprio nuove. Oh, bravi che tu hai simpiade la chiandele. Non arrivavi più a muovermi senza un po' calc. La chiandele une volte e era una modalità per far luce
quando che il sorelli alleve a dormire e al veniva il scur. Difatti, i nostri svon so ben i nonos, dai nostri nonos, per falus quando caliere scur adopravin propit la chiandele. Ma figli, o volevi contare anche mo al caltri? Ma perché hast in pia della luz, come? Figli, allora tu hai scambiato idee e tu vuoi conoscere al di più, Tu vuoi sapere che è la luce artificiale, ben no? Che arriva di fuori dal sorelli, ma che ho potuto impiare di studiare tutti gli svolti che ho voluto. Io dico se anche i frusti di chiesa hanno avuto la tua stessa idea. Mandi Daria, o soi Cristina di Santa Maria di Sclaunic. Ho giunto una domanda a che di vigli. Dice Ise fatte la luz. Grazie, mamma. Mandi Cristina, o hai pensato, dimostrati, là che in chiesa si può fare luz e ho potuto provare con la cucina. Ho risposto da orman a vegli. La luz è una forma di energia che ci permette di vedere tutto ciò che è attorno a noi. Le stelle e i sorelli sono sorgenti di luce naturale. Ma chialai bene, la lampadina dal lampadari è una sorgente di luce artificiale, o ben le ha create l'uomo per poter vedere quando il sorelli va a dormire e dunque al ven scuro. Come che fura le scuro? La luce non scovente per vedere. Ma c'è ise la luce. La luce è fatta di parteselli piccoli, tanto più piccoli di una formica, che insieme formano une onde che è cor sveltonone. Usano mai dite cos'è svelto come la luce? Vemo, usa il dising perché gli sondis, che è fatta la luce, si muovono un'evore sveltis. E quando a tocchi in alc si vedono i colori. Sei tu curioso, no, mio figlio? Vuoi tu sapere di che colore che è la luce? La luce non spar bianche, ma non è così, è fatta di 7 colori. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, perlin che è un colore tra il blu e il viola, Io conosco una persona che può svelarmi bene dai colori, che è proprio mie cosine vette. C'è? Vuoi tu la fur? Come? Come che le scur? Va bene. La luce dai lampioni le vi, il giubbotto, la sciarpe. Ma non vorrei tante voglia. Ma se invece restincata al chialdut e ti conti alc calven proprio di udi? Che pensi tu? Volevo farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma che aiut sportel furlan
pont e u. O mandate un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Quali tra queste immagini rappresentino fonti di luce artificiale o ben create dall'uomo? Chiatilis in 5 secondi. Pronti? Via! Gli oggetti che fanno luce, ma che sono fonti artificiali di energia, sono la candela, la luce delle macchine e la lampadina del lampadari. La stella e il sorelli sono invece fonti di energia naturale. Come se metti in ordine i colori dall'Arc di St. Mark, vecchia i colori: viola, arancione, blu, rosso, perlin, giallo, verde. Ovesi 20 secondi per pensare a questi colori in tal ordine giusto. Pronti? Via! Veso pensato? Disegno insieme. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, perlin e viola. Vecchia il nostro Arc di St. Mark. Me cugine e je bette, a je nessun je bette, je e ul cognossi tut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, coi sauece che non sconte. Mandi a ducchio soi bette, nessun me bette. Mandi a mis. Veso vio duce colorate co soi ioue. A mi colors, mi plasoni. O hai pensato di cambiare il colore delle mie chiamarute? Le fasares fucsie, coi balins blancs. Sapevo che voi mi sono svegliata con tune domande, ma dice color ise la luce? Blanche. E allora? Se è blanche, perché no viodino colori differenti? E stan che io sono bette e a mi nessun me pette, o hai chiatate la maniera per arrivare alle risposte. E io sono sicura che altri sfrusco se sa chiase o se sono evore e curioso di scoviergi la risposta con me. O hai chiatato una maniera per arrivare a queste risposte? O fasarin il disc di Newton? Sì, il disc di Isaac Newton, un famoso scienziato. Non scoventi, un cartoncino blanco, lapis colorato di colore rosso, arancione, giallo, verde, blu. Il perlin si lo compone con blu, poi viola e per finire viola. Un lapis, un spali, una cite e fuarpis con la ponte taronde. Chiolin la cita che non scovente per fare un cercli col lapis.
Poi dividin il cerchio in 7 fetis, come in una torta. Se buone la torta con la cioccolata. Pitturin ogni fetta con un colore differente, che può essere rosso il primo, un arancione, un giallo, un verde, un blu, il perlin che si lo compone di viole, blu, il parfini, il viole. Con gli sfuarpi sta in il cercli, con precisione, Doprin il lapis per fare una busute in tal miec dal cercli. Se io volessi, doprai tu ne cuviertute sotto per fare la busute. Impirin il spali in te busute. Fasin girare il cercli e poi tirin. Io cengirli. Vecca la risposta alle mie domande. La luce bianca e l'insieme di tutti i colori dall'Arc di San Marco. Tornin a girare svelz. Quando al giro svel, a lei, blanc. Come ho girare anche io? Qui sasse con tutti i colori qua intorno, magari ho diventi bianchi anche io. Mandi a tutti io so i bette. Mi su, mi bette. Ui. Frus, come alta che ghiti. Se soprons per divertirsi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letture e videos. Lis stelis. Savevis tu che gli stelis as lusissin? Oh, La luz de stelis erive finca di no. oh. Clar che rive finca di no. E ad illuminami me? Ioi, c'è modeste che tu ses. La energie elettriche. No altri umans orivin a impia la luz con ton det. Guarda, bon. Sì, con la energie elettriche. E rivisto a impiare anche il sorelle? No, che no. Ben po'. Allora mi riesce una lusigne che arriva a impiarsi di besole.
figli. Udin, e state, ascoltimi bene, la tierce, o dis la tierce città in Europa adoprà la luce elettrica. Sicuro, dal 1989 Udin si impie in grazie des lampadinis con una luce di una qualità eccellente. Sì, a Udin, des vis de nostra città. Pensai, forse anche tu vidi, tanti in daur, prima di inventare i lampadini, quando caliere scur, si doprava in i lums, i lampadi a gas o gli stiandelis. A inventare la lampadina è stato il scienziato americano Thomas Edison. Ma il furlan Arturo Malignani ha giunto a questa invenzione alc di straordinari che al permette una durata e un evore più lunghe a luz de lampadine e la sua fabbricazione industriale. Bulo, il nostro Arturo, nomo, mamma. C'è stufa? C'è? Lei un libri? No, non hai voglia di lei un libri. Poi non sai proprio ce fa. È arrivato qualchedun. Avevi sbagliato le chiese. C'è stufa. C'è? Sei stu stuf tu come? E ce varessi io ti fai, come con tu ne balute? Mandi balute. Giuino insieme. Va bene. Qualchidun che non scrive, c'è bien. Mandi d'aria o ai non amalie, c'è sflacchie ue, non hai voglia di fanue, neanche di vio di il mio cartone animato preferito, Rite e Chio, sul per televisione. Ti capiti al mai di essi stufe? Mamma, mandi amalie. Sì, ue alle undi che di salì. Mi chiali a torre non mi plas proprio nuove. Ogni tanto al capite. C'è podino fa quando così stufs, fruts. O podaresti provare a chiala di fur. Oppure chialan dentri. Ioi, e chest? Non lo avevi veduto prima. Oh, al covente per fa buffulis di savon. Provin a fan qualchidune. Ioi, c'è tantis e qui sa c'è caplati in dentri. Provin a sclopantune. A uff c'è stufe, e vedete la frutte, tanche chialave furde chiasute. Orpo, gli sbufulis mi stan chiaccarando. Spietai con sclopi un'altre. Un giocatul curioso e divertente aveva chiatato e così une bufule di savon aveva sofflato. Ma feveli al forsi di me
non sclopi un'altra. E velo lì, il mondo de stufe, no, non faceva fuffe. Guarda boh. Era un mondo pieno di magie, di storie di contà e di tante allegrie. La noia era nostra mia, basta dome un tic di fantasie. Volevo farmi domande su altri argomenti che tante curiosità. O volevo fare una dedica. Mandai a mamma caiut sportel furlan pont e u. O mandai un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. Volerai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Provai in 5 secondi a chiattare la parte del corpo di ogni dinosauro che us disarai. Dulaise la schiena dal prim dinosauro a ciampe. Pronti? Vie! La schiena dal prim dinosauro e je che chi? Comò, nin lì dal dinosauro giallo. Dulaise la sopanze. La sopanze e je propite che. Bravs! Viodin comò se occhiatais la muse dal dinosauro tal miec, che il vert. Pronti? Vie! La somuse e je la prime a drette. E il quel dal dinosauro blu in dula isal oves 5 secondi. Velu lì il quel. E per ultim nus manchie un toc de muse e de schene dal dinosauro rosso. Bravo non spruz! E je propit la prima immagine a ciampe. Comò i nostri dinosauri son complets e plui contents. Brav, spruz! Se o conti fin a dis. Sigur che tornin i miei amici. Per imparare di lung da lang con l'inglese e col furlan. Mandi amici. Uè, al pluv. E così hai deciso di invitare Max e Leo per fare alc di divertenti insieme e per imparare qualche parola per inglese. Mandi, Daria. Mandi. Ai, Dario. Ehi, ma perché tu che muse? Uff, le giornate si pleu sono proprio stufadici. Ho sogno come Adi sta in chiesa. Tu hai ragione. Ma quando si è stufs, fa alc di creativo al può aiutarnos a far passare il tempo. Ci pensai so, dagli origamis. Sounds fun. Per fare gli origami ho bisogno di chiarte. We need paper. Rivai a indovinare ciò che hai fatto. Is it a board? No. Is it a horse? No.
I know, it's a dinosaur. Correct. Ah, sì, è un dinosauro. Ce fasino come? Fasino un disegno. Un scovente, la chiave e il lapis. We need paper and a pencil. Rivai a indovinare ciò che hai disegnato. Is it an umbrella? No. Is it a boat? No. I know, it's a tree. Good job. Ah, sì, è un arbol. Oh, Frus, veso veduto. Anche se al pioveve, ove sfat c'è tanti bielis robis, c'è pensaiso. Si divertì un grum, per fortuna che si stava stufando. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo pieno di magie, di amis e fantasie. Il chistiel infestat. Agliere une volte un siorut che aveva nom Ugo e che di mistir al faseva il guardian dal chistiel di Darchian d'Isore. Agliere a sta in te chiasute di legni in bande dal chistiel e con lui astavin anche gli sos besteutis, un chian di chiacce, un ghiad neri, dos ghialinis, 3 ochis e 4 surisins. Di quan che eiere muarte la parone, però, i affars non l'avin masse ben. La end non l'ave plui a visitar il chistiel come une volte, e li spalanchis a e fin da l'an aierin simpri mancul. Il palac agliere passat di man ai sfis de vecchie parone, che però astavin in città e dal chistiel non rinteressave gran. Unedì si presentare in te cort con la scusa di voler passare un fin di settimane a lì in riguard de mari. Ugo al prontali stanzis in teale di mandrete, al proviodè di preparare une buine cene e poi dopo li scumiatà. Se avessis di bisogno di me, al baste suonà la campanella e io arriverai dal momento. Buine sere, sioris, e buine permanence. Lis dos surs aierin bruttis, bocconis e col nas a spicce, e quanche Ugo al foglie sud, tra un boccone e che l'altri, a scominciarin a Dippo, o vendi movisi a vendi il palace, che non useresti in plui ma se bez. Tu has raison, doman viodin di metti fier sinaghe. Ugo, però, cagliere resta di fur de puarte, al veve sintut dut. Ioi, puar mai me, al disè disperat. Come c'è fasio, du la voglio. Al passar la notte casope, va in tam che un stricei, e anche li sbeste utis aierin avilidis tal vio di lucusì. Al chian, in alore, i vigni une idee. Sentite chi, amis, al disè a che gli altri s'animai, domandi sere, quanche ches dos femenatis si indurmidi saran o tacarin sot, non rivaran neanche a falis valispe fuffe. E così ur spiegà il plan in tai particolars. La sera dopo, Ugo al servì di gnuv la cene, al cumiatali sparonis e, come la gnot prime, si sierate casope a disperasi. Torundis, lis dos surs s'indurmidirin, ma quanche l'orloi al sulala mie geniot, alc lis dismovea colp. Sbababam! Il barcon de chiamare si spalancà con un buff di aiar e li santis attaccarin a sbati quintri dal mur. Lis femenatis si jevarin su dal moment pal spac. C'è razze di guardian, neanche bon disierà ben il barcon, dise une. Intant
Il chian alierellat cu li sghialini ste stanzie, giuste parsore di che de sparonis, e alveve sparniciat blave da pardut. Li sghialinis attaccarin a beccotà chi e là, l'antatora torpe stanzie. Che sbiadis, ca ierin sot si sgrisulari. Ma c'è il stat, hast tu sentut anche tu? E domanda une, chiapan su un spiedi par difindisi. Che atre allora e grampa la scove come une spade e schene quintri schene aggiravi intora tor de stanzie. I ghiat neri allora agli entradis quindont al bagn al tirafur li songulis e al tacà sgrifal spiedi passant par ben li sgrifis di ca e di là. Tal stes moment i surisins s'attaccarin a cori sue iu ai murs e li socchis sbattevin li salis intor dai barcons. Pensi tu anche tu, c'è che pensi io? E barbotà une. Sì, il chistiella l'ha infestato! E rispondè che atre, cu li sghiambis che clopavi in pepore. L'agnot e follunghie e li sfemenatis non rivarin a sierai voi, ma sul caricà dal dì a spesearin a viergi li svalis e a buttà dentri a sdavasi vistiz e duce che or capitave pes mans. Ugo agliere biel già avore tal giardin e al sentì tutto un tananae che al venive di dentri dal palaccio. Al stave par ghiavasi li smanecis e là da un cuc quan che il porton dal palaccio si spalanca di bot. Lis dous surs, anche mo cu la chiamese di gnot intor, a stavin schiampan vie dal chistiel. Tegni tal tu, che al chistielat. E berghelà une. No volim plus avenuie, ni dal palaccio, ni di te, disè che atre, slunghianti il pas. E fra che sberlis ammontarin in macchine e vie lor. Nessun li sapui viodudis, ni sintudis. La novità è passati une bocchia che atre e in poc temp il chistiel al tornai in placidi int, dute bramosi di chiatasi denan qualchi fantasime. Ugo, nanche a dilu, agliere content come une pasche, ma non riva mai ad ore a savè, c'è dal diau che al fos succedut in che ignot. Frus, comò, alta che ghiti! Se soprons par divertisi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un monte di giochi, letturis e videos. C'è stufe! C'è stufe! Dai mo, giù in! C'è ti plasaresi al ve! Li salis come che di aquile e li sorellis di ors. Anche li sorellis di ors. Ah, son custi fofis. C'è fatture, iesi sempre il più biel dal bosco. La me fa me. E se tu vessis li salis, tu la laressis tu? Tal marimont,
sore dai mars e dai oceans, dai boschi e poi fin tra mai gli stelis. Mi par di sentire aquile. E torneresti stuccata al bosco? Sigurghiti, o se la me fa me, o tornerai sempre ca di vo altris. Pensa vigli che io sono state più poltrone di te. Robistino Crodi. Però poi hai scoperto un giocattolo che non avevi mai chiappato in considerazione e avevi una giornata magica e divertente. Sì, e tu hai dormito, senza pensieri, come sempre. La stufa non svegli in quintri per darnos una sburtadute a pensare in un mood sempre differente. C'è? La stufa ti porta a scovergi ogni chianton di chiase. Bene, perfetto per te, così ogni volta tu dormi in un po' nuovo. Mamma frus. Mandi frus, sapevi un uomo che a me mi piace tanto là in noi e vi dice forme che ha. Per esempio, che il Pentagon laiù a ce somiglia. A me mi par al cuccio di un chian. Oh, e che i tre roms laiù facile, assomiglia a tre aquiloni. E che lì, con la forma di esagon, c'è un sparial. A me mi par una borsetta, ma senza mantis. Io dico che non scrivo. Mandi Daria, o soi Mattie di Chiamfuarmit. La settimana che vengo hai la verifica di geometrie. Ripassino insieme? Mamma, mandi Mattie, se tu vuoi, o podin giuia insieme per ripassare le forme geometriche. Ce pensi tu? Tachin con la forma che si chiama pentagon. Il pentagon ha la 5 lati. Provin a ciria tor di no un oggetto che ha la forma di pentagon. Come vi odes, l'orloi che l'è picchiato chi da ha la forma di pentagon perché ha la 1, 2, 3, 4, 5 lati. Attenzione, tal ballon, gli scusi duris, hanno proprio la forma di un pentagon. Fruz, il romb è una forma che ha 4 lati tanto il quadrato. C'è vi adesso, Cator, che ha la forma di un romb. Bravs, l'aquilon ha la forma di un romb. Venite con me che come us mostri un'altra roba che ha la forma di un romb. Venite con me. La sierradura de puarte ha la forma di un romb. Come cirin a tordino o ghies che hanno la forma di un esagon. L'esagon è una forma che ha 6 lati. Bravs!
il segnale stradale dal stop che le donne di me alla 1, 2, 3, 4, 5, 6 lats. Ma e altri sfrutti? A chiese vostre, chiataiso un romp, o un esagon, o un pentagon a tor di altris? Provai a ciri. Voleso farmi domandis su altri argomenti coves tante curiosità? O voleso fa une dediche? Mandait a Maman, Caiut, Sportel Furlan, Pont e U. O mandait un WhatsApp al numero 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. C'è Isal rappresentato in te prime linee dal quarto quadrato, in te prime linee dal quarto quadrato e io une barchie. E dal prim quadrato c'è Isal. Ale un pampagal. Lait cumotte quinterie dal secondo quadrato. C'è viodeso. Te quinterie dal secondo quadrato e io une chiase. Sempre te quinterie dal quinto quadrato c'è viodeso. Te quinterie dal quinto quadrato alle un ghial. Me cusine e je bette, a je nessun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io soi pronte, cosa uece che non sconte. Mandi, Frus, sei so già qui? C'è io in man? O hai i tox di Tangram. E io so da ora provare a fare un ghiat, ma non arrivi. Il Tangram è un gioco che può essere fatto di len che alsticce la creatività. Proviamo a giocare insieme. O spari all'unghiat, no ma? Alle compagne di figli. O vai di fare foto e mandale ad aria. Il Tangram è un birthday cinese, o ben un gioco che nos dà un indovinello di risolvi. Da questo caso, l'indovinello è fatto di 7 breutis che si chiamano Tang, che quando li smettin une donne di che altre avvengono fuori tanti figuri differenti. Il gioco ha le proprie chiatà che sfiguri. I Tang sono 7 e sono 2 triangoli grandi, un triangolo un po' più piccolo, 2 triangoli piccoli, un quadrato e un parallelogramma. Dunque, c'è diseso, provino a chiattare fuori qualche figura insieme. Un cunin? Oh, scomincin di un facile. Beh no. Il parallelogramma e un triangolo sono le sorelle. Il quadrato è la muse. I triangoli più piccoli sono gli sciatuti e i 2 triangoli grandi
son il corpo. Se maravè, è un'evore divertente. Provino a fare un altri. Più difficile però, come, eh? Fasino la pavè insieme? Allora, i due triangoli grandi sono le sali sparsore. E se io metto ogni che due figure qui e questi tre, poi fatto le sali sotto e la pavè è pronta per svolare. Alle masse divertenti, frus. Io. O potete provare anche altri sacchiase e mandatemi le fotografie delle vostre figure. Si può fare per da buon qualsiasi di robe. Mandi di bete, su, me bete. Poi o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche e buracche. Mandi a dolci le bande di Martina e vi mignosa sacche buracche. Voi o so a fare un giro in biciclette. La bicicletta è una mia grande passione, ma la passione più grande sono gli sfilainis e voi sconti une che attacca così. Toni Boni. E la musica in bicicletta è bellissima e a cui domandino una belle canzone. Ma Nicole ovviamente. Dai Camille. Nicole! Nicole! Mandi frus, come ascolti una storia di un uomo che ven di mont, si chiama Tony. Tony Boni al ven di mont, cence squete, cence ont, cence squete, cence pai, vive, vive la canae. Tony Boni cul di fiar, la purcite sul seglar, la purcite salte fur. Tony Boni, ricorda Tony Boni al vendimon, cence squete, cence ont, cence squete, cence pai, vive, vive la canae. Tony Boni cul di fiar, la purcite sul seglar, la purcite salte fur. Tony Boni, ricorda Mamma frus. Brave Nicole, proprio brave. Ma vi dico come la calelata in nesse amici DJ Tubet. Dai, clamiamo insieme. DJ Tubet! DJ Tubet! Mularie, tu la vai al Tony Boni, ma a me da iodi.
Tony Boni al vendimont, senza squadre e senza ont, senza squadre e senza pae, vive, vive la canae. Tony Boni al vendimont, senza squadre e senza ont, senza squadre e senza pae, vive, vive la canae. Tony Boni cul di fiar, la purcita è su seglar, la purcita è salte fur. Tony Boni corda ur, Tony Boni cul di fiar, la purcita è sul seglar, la purcita è salte fur. Tony Boni corda ur, Tony Boni cul di fiar, la purcita è sul seglar, la purcita è salte fur. Tony Boni corda ur. Tony Boni al vendimont, senza squadre e senza ont, senza squadre e senza pae, vive, vive la canae. Tony Boni al vendimont, senza squadre e senza ont, senza squadre e senza pae, vive, vive la canae. Oh, bravo DJ Tubet, proprio te bravo. Al bale anche dal bosco. Frus, anche per voi sa che buracche è finite. Si vede nelle prossime volte. Una bussadone di Martina. Mandi! Frus, com'ò? Alta che ghiti! Se soprons par divertissi con stelle, ghiti e i loro amici. O spietin anche su www.ghiti.it in un mondo di giochi, letturis e videos. La ploe. A me la ploe non mi piace, mi rovina gli smirindi stalvier. Però i fas ben a es rosis. Lis fas cresci e fas anche ballare i flums. E è come una musica che la natura esune. Sì, ma... E podares fai fa une polsa e so musiche intanto che o si infura fa di mirinde. Granchi Exploradors. Pues o soy un grande explorador de África. E io un leon. Io un elefante bocognon. E io une aquile grande e potente. Aquile? Tu sei già un'aquila grande e potente. Joj, no soj par noje bulen kes gioc. Vigli, se tu ti chiali Sator, dut ha une forme geometriche e con formi geometriche tu puoi fare altri soggetti. Sì, par da bon, non sta a ridi. Chiale con mo, c'è che ti fa ascolte. Allora, col triangolo giallo picciul e un triangolo blu picciul o fas li sorelis. Poi dopo
col quadrat vert o fas il music. Col romp viole e con due triangoli o fas il quarto. E per finire col triangolo turchino, la coda. Ma c'è ti sommeia al vidi? Ma sicuro, tu sei tu, vigiu dal mio cur. Mamma. Ieri vade la giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri di, ogni dì si fa così, tutto primier dovran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tutto primier dovran furlan, non sta piedi di